Buongiorno e ben ritrovati a nuovo appuntamento con A Voi la Linea. In vista dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, che domani è chiamata a eleggere a Palmanova il nuovo segretario, abbiamo sentito i due candidati, Chiara D'Aggiau e Renzo Oliva. I 103 delegati dovranno scegliere a chi affidare la guida del PD verso le elezioni regionali del 2023. Domani a Palmanova l'Assemblea del Partito Democratico sceglierà il nuovo segretario regionale per la successione di Cristiano Sciaurli. In lizza ci sono la consigliera regionale Chiara D'Aggiau e il responsabile del settore economia del partito Renzo Oliva. Allora sentiamo le voci dei due candidati, cominciando da Chiara D'Aggiau, insomma che cosa si aspetta dalla giornata di domani, come sta vivendo insomma l'attesa della vigilia. Beh, questa settimana diciamo che ci porta all'appuntamento di domani è stata una settimana molto interessante, perché ovviamente è stata una settimana di confronto sia dentro le assemblee che si sono svolte nei territori, sia personalmente parlando con i delegati e con i vari sostenitori che ci sono all'interno del partito. Quindi io credo che sia positivo il clima che si è creato attorno a questo evento, che è un evento del partito ma necessariamente riguarda anche e interessa anche il mondo esterno. Siete due personalità molto diverse, giocherà un ruolo secondo lei il fatto di essere donna, visto che insomma essere donna in politica in questi giorni è un po' assunto al centro del dibattito? Beh, io credo che quando si parla di diventare segretario del Partito Democratico la prima attenzione va fatta a quelle che sono le linee di indirizzo che il candidato alla segreteria ha dato, e in questo io ho visto delle differenze fra il documento di Renzo e il documento mio, e che sono anche legate a un rapporto diverso col partito e con le modalità di intendere il partito in un modo più nuovo. Che questo dipenda dal fatto che io sono più giovane, che sono una donna, può anche essere, ma insomma credo che sia l'esperienza politica e la visione politica quelle che poi contano. 3 punti cardine diciamo del suo programma. Questo segretario ha un mandato molto breve. Il primo impegno è sicuramente quello di portare il partito alla campagna elettorale per le regionali, e quindi quello che dovremmo fare sarà fare il programma che io vorrei costruito per quanto riguarda il Partito Democratico su alcune idee molto forti e che siano diciamo molto significative di quello che è il nostro posizionamento. Poi alleanze con apertura a tutti coloro che vogliono stare dentro un'alternativa al centrodestra, senza diciamo primazie ma neanche senza sudditanza. Cerchiamo quelle cose importanti che ci accomunano e cerchiamo di presentarci agli elettori con una proposta che possa essere credibile per vincere e non solo per passare la nottata. L'altro elemento che ritengo essere fondamentale è il lavoro con il partito. Io ho sempre lavorato molto con tutti quanti i circoli e ho amore per questo partito e voglia che noi torniamo ad essere davvero radicati sul territorio. In questo momento abbiamo necessità, in un momento grande di disorientamento di tutte quante le persone, di incertezza del futuro, noi dobbiamo delineare a tratti molto chiari quello che è il futuro che vogliamo costruire per questa regione e per questo paese e per l'Europa intera, mi sentirei di dire. Renzo Oliva, altro candidato per la segreteria regionale del Partito Democratico, anche a lei chiedo insomma come si prepara a vivere questa vigilia e quali sono poi i punti programmatici del suo programma. Ma mi preparo intanto questa mattina scrivendo qualche appunto e qualche idea per domani, giornata in cui si aprirà e spero si concluderà in serenità questo momento di confronto. Pare che sia del tutto fisiologico che in un partito, nel momento in cui c'è da sostituire il segretario, vi sia un concorso. Io sono particolarmente felice che l'altra persona che concorre sia Chiara D'Aggiau, un'ottima candidatura, e quindi comunque vada il risultato sarà un buon risultato sabato. Spero che, come dire, questa competizione sia nell'interesse generale nostro, del Partito Democratico, e credo, e questa è forse una delle mie idee forti, spero, che sia nell'interesse della regione che ci sia un partito democratico forte, cioè un partito riformista, serio, popolare ma non populista,
che di fronte alle grandi temi che abbiamo davanti, e ne abbiamo di terribili, sappia continuare a essere responsabile e nello stesso tempo cercare al proprio interno vie di uscita e prefigurare un futuro per noi, per la nostra regione, come Partito Democratico, partendo ovviamente dagli interessi degli strati che vogliamo rappresentare. E li vogliamo rappresentare, mi riferisco al mondo del lavoro, mi riferisco al mondo delle persone più fragili, mi riferisco soprattutto ai giovani. Se io pensionato concorro alla carica di segretario, forse sarò criticato per la mia anagrafe, spero che mi si creda, penso tanto di farlo, poi magari mi sbaglierò, per i miei figli e per i miei nipoti. E per i quali dobbiamo impegnarci, perché già gli lasciamo un mondo complicato, cerchiamo almeno di contribuire a fare in modo che sia meno complicato possibile per loro. Il compito principale del nuovo segretario sarà quello di guidare il partito verso le prossime elezioni regionali. Ecco, che tipo di idea ha verso questo appuntamento? È evidente che noi non dobbiamo trovarci possibilmente nella situazione in cui ci siamo trovati nelle elezioni politiche. L'isolamento, come dire, non ci spaventa perché anche da soli siamo un partito che continua ad avere una forza, ma la nostra ambizione non è quella di essere isolatamente forti. La nostra ambizione è di essere protagonisti di un dialogo, di un'alleanza molto più ampia. Oggi siamo all'opposizione nel Paese e lo siamo da 5 anni in Consiglio regionale, dove abbiamo maturato, credo, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista politico, esperienze con gli altri alleati. E quindi sulla base di questo io credo si possa, spero, mi auguro, aprire un confronto prestissimo, lo farò immediatamente dopo, il giorno dopo che sarò eletto segretario, se lo sarò, penso che lo farà Chiara se sarà lei, per aprire un tavolo con tutti e verificare queste possibilità. Certo, ci andiamo con, come dire, mica col cappello in mano, mica per chiedere, ci andiamo col nostro peso, ma anche senza nessuna arroganza e con molta generosità. Ed ora ci colleghiamo con Daniele Paroni, che ha seguito un incontro dedicato all'energia, un convegno nel quale da una parte si è fatto il punto sulle energie rinnovabili e l'autosufficienza energetica e dall'altro sulle proposte dei giovani dell'Istituto Magrini Marchetti sulla valorizzazione del territorio. Grazie della linea, si è appena concluso il convegno all'Istituto Magrini Marchetti di Gemona, dove si è parlato di energia, da una parte gli esperti, la politica, dall'altra le proposte dei ragazzi appunto di questo istituto, che hanno messo sul tavolo le loro proposte. L'obiettivo è quello di raggiungere, in una fase di gravissima crisi energetica, una forte consapevolezza da parte anche dei giovani che si possono realizzare dei programmi a medio-breve termine capaci di portarci a una forte autosufficienza energetica in questa regione e nel Paese. Quindi l'obiettivo è quello di rendere tutti consapevoli che questo scenario di autosufficienza è uno scenario possibile e tecnologicamente realizzabile. Qual è la ricetta? La ricetta è quella di puntare su tecnologie diciamo diffuse di fotovoltaico sui tetti e su tutte le superfici idonee del territorio regionale. Complessivamente tutto questa quantità, diciamo, di energia che si può produrre è tale da consentirci di raggiungere non una totale autosufficienza ovviamente, ma un forte grado di autonomia. Nicola Scarnieluti è uno studente del Magrini Marchetti, tu sei uno dei ragazzi, quanti hanno lavorato a questo laboratorio? In circa una decina, una dozzina della nostra classe abbiamo lavorato su un progetto per valorizzare il territorio friulano. E a rinnovabili come stiamo? Siamo in ritardo, ma possiamo farcela. Sono con Luca Brollo, un impiantista della zona. Senta, quanto costa di più percentualmente fare un impianto solare oggi?
all'incirca siamo sul 20% in più. In questa fase tutti vogliono le energie rinnovabili, si ammette che siamo un po' in ritardo, e quanto si attende per avere l'impianto a casa? C'è una grande richiesta e visto il periodo arriviamo anche a 6 mesi di attesa. Dirigente Tommasi, le rinnovabili sono è un argomento di grande attualità, bisogna iniziare proprio dalla scuola a formare le nuove generazioni. Sicuramente sì, la sensibilità ovviamente deve essere formata quando i ragazzi sono ancora appunto dentro la scuola o all'università, ma è importante che lo imparino già da piccini. Il problema è che non si può progettare per il domani, si progetta per 10-20 anni, quindi il lavoro sulle rinnovabili, sull'energia, sullo sfruttamento delle energie deve essere fatto dentro la scuola e i ragazzi devono essere consapevoli, dobbiamo dargli gli strumenti per capire esattamente come poi si possono utilizzare le energie. Ecco, voi avete provato a stimolarli? Sicuramente sì, nei nostri corsi si riesce anche nelle materie sia curricolari che extracurricolari a stimolare questo. In scienze ovviamente i ragazzi lavorano su queste cose, i ragazzi del CAT addirittura vanno a controllare l'efficientamento energetico delle case, quindi sono edoti di questo problema. Ovviamente adesso devono essere anche consapevoli di quale sarà il futuro e convegni come questi possono essere estremamente interessanti per la loro competenza. Presidente Zanin, di fatto la politica deve agire come un buon padre di famiglia, lo ha ricordato, da una parte bisogna risparmiare, dall'altra bisogna pensare alle rinnovabili. Sì, la situazione che stiamo vivendo è una situazione che ci mette davanti a delle responsabilità, possiamo dire il nudo rispetto al passato nel quale l'energia era a basso costo. Il gas arriva dalla Russia a pochissimi euro, è chiaro che questo però ha reso in qualche modo dipendente il nostro paese, la nostra regione dalle scelte di altri. Dobbiamo riconquistare anche in questo un'autonomia, una capacità di autogoverno, di autogestione, e le operazioni su cui lavorare sono due: una culturale, quindi il risparmio e l'efficientamento energetico, cioè se l'energia costa diventa un bene, va in qualche modo risparmiata; dall'altra implementare la produzione di energia rinnovabile. Essenzialmente il fotovoltaico può essere una buona soluzione perché è di tecnologia immediata rispetto ad altre, non penso a geotermia oppure al nucleare che c'è bisogno di molto tempo, queste sono facilmente installabili, potrebbero essere diciamo, in ogni casa, e questo sgancerebbe la dipendenza dalla produzione energetica di altri. La Regione su questo proprio recentemente ha messo 100 milioni di euro proprio per favorire l'installazione a livello domestico di impianti fotovoltaici che consentano la produzione e l'immagazzinamento di questa energia prodotta per renderla usufruibile al bisogno. Questo ci renderebbe un po' più autosufficienti e quindi gestiremo in qualche modo in maniera coerente la nostra autonomia, la nostra responsabilità. Ed ora una piccola pausa, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Ben ritrovati ad voi la linea. Questa mattina è stato presentato il calendario 2023 dell'Arma dei Carabinieri e quest'anno si punta tutto sulle tematiche ambientali. Tra l'altro il colonnello Iannello, comandante provinciale dei Carabinieri di Udine, ha parlato anche di sicurezza e controlli in borgo stazione a Udine. L'ha intervistato per noi Alberto Comisso. Siamo proprio nel cuore della città di Udine per la presentazione del nuovo calendario dell'Arma dei Carabinieri, il calendario 2023. Siamo con il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Orazio Ianniello. Comandante, un calendario che ha un imprinting molto chiaro, l'esaltazione delle tematiche ambientali. Perché questa decisione quest'anno? Il tema della natura è il tema centrale del calendario storico 2023. La tutela ambientale è ormai la mission istituzionale importante dell'Arma dei Carabinieri, che rappresenta la polizia ambientale più grande d'Europa dopo l'acquisizione delle competenze e delle risorse del Corpo Forestale dello Stato. Sentiamo così importante questa mission e poter dare un risultato migliore alle nuove generazioni, tanto da volerlo replicare nelle nostre tavole, che richiamano e abbinano elementi caratteristici della nostra uniforme alla tutela ambientale. Comandante,
temi come detto importanti. Quest'anno è stato l'anno purtroppo degli incendi ma anche dell'inquinamento. Militari dell'Arma sempre impegnati su questo fronte. Su questo diversi reparti dell'Arma sono attivi da sempre, con i carabinieri della tutela ambientale, ad oggi anche i reparti della tutela forestale. La preservazione dell'ambiente è una missione fondamentale per noi, perché abbiamo l'ambizione di dare alle nuove generazioni un ambiente, un contesto migliore di quello che abbiamo trovato. Ecco, ricavato quest'anno del calendario, a chi andrà? Il calendario storico, ormai arrivato alla 90ª edizione, ha una tiratura di oltre 1.200.000 copie, che è interamente finanziato dai Carabinieri. Insieme a questo ci sono altri 3 prodotti editoriali, che sono l'agenda storica, sempre centrata sul tema della natura, poi un calendario da tavolo incentrato sui borghi più belli d'Italia, in ultimo un planning settimanale sempre sul tema della tutela ambientale. Questi ultimi 3 andranno a finanziare 2 ospedali pediatrici di oncologia pediatrica e un'associazione che si chiama Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell'Arma, che segue i figli dei carabinieri caduti in servizio. Carabinieri impegnati costantemente anche nella lotta alle truffe, ma soprattutto alla lotta in questo periodo ai fenomeni legati alla microcriminalità. Controlli in borgostazione, ma soprattutto anche attenzione sul fronte dei furti. Come vi state muovendo? Sì, Borgo Stazione, sotto il coordinamento della Prefettura, sono stati intensificati i controlli durante l'arco della giornata e incrementati ulteriormente durante il fine settimana. Ieri il Comando Provinciale ha svolto un servizio di controllo straordinario con l'impiego di numerosi assetti, anche specializzati, quelli che noi chiamiamo assetti antiterrorismo, e ha portato a discreti risultati. Prevediamo di incrementare ulteriormente queste attività, mentre sul fronte di altri tipi di delitti che si sono verificati nell'ambito della provincia stiamo svolgendo delle attività anche con l'impiego di strumentazioni più sofisticate, e auspichiamo di poter giungere ad un risultato concreto. I consigli da dare in questi casi, anche perché più volte abbiamo detto ai cittadini: chiudete le finestre, chiudete le porte. Si è verificato che il 70-80% dei furti commessi nel Goriziano e anche nella provincia di Udine sono proprio stati perpetrati con infissi aperti. Però i consigli, un vademecum, i consigli del comandante quali possono essere? Il consiglio è di avere sempre una massima attenzione e notare spesso anche delle presenze che sono talvolta anomale o fenomeni o fatti che sono inconsueti rispetto alla norma. In questi casi di contattare sempre le forze dell'ordine, la stazione Carabinieri più vicina, contattando anche il numero telefonico 112, in modo tale da poter segnalare ogni situazione degna di attenzione, che per noi può essere un elemento importante poi da sviluppare. Siamo allo sport con il basket, evento storico domani a Cividale, al Palagesteco. Andrà in scena il derby delle Aquile tra UEB e Fortitudo Bologna, l'avversario di maggior blasone che mai abbia affrontato la Eagles. Palla 2:20 con al palazzetto il pubblico delle grandi occasioni. Davide Michalic, un vero e proprio derby delle Aquile, quello che va in scena domani a Cividale, una partita storica per voi e per la città. Intanto abbiamo ritrovato la nostra Aquila, che l'avevamo persa, quindi l'avremo con noi come sempre. No, è una partita clamorosa, dai, per Cividale il top dei top, dobbiamo viverla con la giusta emozione, con la giusta intensità, atteggiamento, grinta, chiamala come vuoi, però poi bisogna nel campo vincere la partita, perché ci vuole rispetto per una storica piazza con una tifoseria storica meravigliosa che segue i propri giocatori sempre e comunque a prescindere. Però per Cividale è un evento degli eventi, io l'ho detto anche, me l'hanno chiesto, ma non per fare demagogia o per vendere fumo, perché è la verità. Quindi sarà una grande kermesse, noi proveremo a metterci l'abito da sera ed essere all'altezza di questa grande manifestazione. Il pubblico finora che sta rispondendo presente sarà quello delle grandi occasioni. Sì, in casa noi ci trasformiamo, in B abbiamo sempre vinto, quest'anno abbiamo fatto 2 su 2, è chiaro che non è una casualità, no? Vuol dire che c'è grande simbiosi, grande feeling fra noi e i nostri tifosi, vuol dire che i giocatori si sentono proprio agio sul nostro campo. Domani però affrontiamo una big, affrontiamo
una squadra fenomenale, con un grande blasone ma anche un grande roster, quindi ci sarà bisogno di una super spinta. Io invito i nostri tifosi a fare come sempre un tifo propositivo, un tifo a favore e a spingere questi ragazzi oltre i propri limiti, perché vincere domani vorrebbe dire scrivere un'altra pagina di storia in un libro meraviglioso come quello che stiamo facendo tutti insieme a Cividale. Ecco, hai sottolineato 2 su 2 in casa, 2 su 4 in campionato, è il cammino che ti aspettavi? Beh, anche meglio forse, cioè avrei messo la firma per essere medio inglese come era una volta nel calcio, però il calendario adesso è complicato, siamo a Pistoia, abbiamo la Fortitudo, poi andiamo a 100, quindi bisogna cercare di fare punti il più possibile ovunque contro chiunque. Domani giochiamo in casa e partiamo con il sfavore del pronostico, perché è doveroso che sia così, perché siamo umili e consapevoli di quelle che sono le gerarchie, ma con l'assoluta determinazione da vincere, cioè noi scendiamo in campo per vincere e non per fare bella figura. Fino adesso fuori casa a Mantova ci è mancato poco, a Pistoia siamo durati meno del previsto perché siamo un po' crollati sul più bello, però la squadra c'è e domani deve dare tutto. È chiaro che questa squadra però, per come è fatta e costruita, non può prescindere da certi meccanismi, da un gioco corale, non può permettersi di disunirsi, ma io ho una fiducia totale in questi ragazzi, sono meravigliosi, domani saranno all'altezza e regaleranno una serata memorabile a tutto il nostro popolo. Affrontate la Fortitudo da pari punti, che è una frase che in qualsiasi altro contesto sembrerebbe stranissima, invece questa adesso è realtà. Ma ti giuro che non lo sapevo, pensavo la Fortitudo le avesse vinte tutte, io sono talmente concentrato sui nostri che non guardo la classifica in questa fase e non guardo neanche gli avversari più di tanto, siamo veramente concentrati su di noi, su trovare la nostra quadratura, sul lavoro quotidiano in palestra e fuori, perché poi è un lavoro enorme di tutto il team per poter sempre supportare questa realtà, quindi fa piacere, dai, magari speriamo domani sera di avere 2 punti in più di loro, dai, mettiamola così. I ragazzi come stanno? Come stanno aspettando questa partita? C'è un po' di nervosismo, c'è un po' di tensione, sana nervosismo, sanno di essere davanti a una partita importante, sanno che non l'affrontiamo a zero, cioè vuol dire abbiamo costruito comunque un minimo di tesoretto che ci permette di andare in campo senza l'ansia. Dai quelli che erano i pronostici, dobbiamo essere noi adesso a zero, no? Arrivi a zero, dici oddio se non vinci vai in ansia, quindi psicologicamente non c'è l'ansia di vincere per forza, c'è l'ansia di essere all'altezza e di battere gli avversari, che è diverso. Coach Pilastrini, arriva la Fortitudo a Cividale, una sfida non indifferente per lei, che con la Fortitudo ha cominciato la carriera di allenatore, che sensazioni ha? Ma la sensazione, sai, io ho giocato contro la Fortitudo ormai tante volte, sono uscito dalla Fortitudo 30 anni fa, quindi non un giorno fa, però rimane la mia società, rimane la società a cui sono legato, quindi ovviamente quando lo incontro non è banale, però è chiaro che è un grande momento per Cividale, perché giocare contro la Fortitudo è probabilmente così la partita più prestigiosa, l'avversario più prestigioso che sia mai stato incontrato nella storia di Cividale, quindi è un bel momento. La squadra come sta? La squadra sta bene, si sta preparando con molta concentrazione, ci mancherebbe altro, c'è un bel clima, ovviamente siamo di fronte a una partita difficilissima ma che vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Ecco, nell'ultima partita abbiamo visto un terzo quarto da dimenticare, anzi forse da ricordare per imparare a evitarlo. Sì, abbiamo avuto un blackout dopo forse 26 minuti della miglior pallacanestro che avevamo giocato, non avevamo mai giocato così bene. Poi abbiamo avuto un momento, però d'altra parte vedo Pistoia ieri, gli avversari di Pistoia hanno fatto 45 punti, la difesa di Pistoia è obiettivamente molto difficile, noi l'abbiamo attaccata bene per un po', poi dopo ci siamo fermati. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata, arrivederci.